Bentornati, salve a un nuovo aggiornamento. Scusate la turbolenza, in queste settimane non sono riuscito a programmare e avere tempo per farvi dei video, sono andato in giro con famiglia e anche con il lavoro. Diciamolo che le previsioni non mostrano dei grandi segnali nel lungo termine, anzi mostrano un anticiclone che rinforzerà ulteriormente da sud-ovest, quindi non si prevedono scenari decisamente instabili. Le perturbazioni saranno molto distanti, così pure anche i flussi freddi, quindi pensate che questo weekend potremo addirittura superare i 20 gradi su gran parte dell'Italia, anche punte di 20 gradi in Val Padana questo weekend, con l'anticiclone che porterà ancora le solite foschie ancora dense sulla bassa Val Padana in modo particolare, lungo l'asse del Po, e queste brevissime precipitazioni che abbiamo avuto nella giornata di oggi e che andranno comunque gradualmente attenuandosi. Le temperature insomma si rialzeranno nuovamente e attenzione perché saremo sempre sopra la media stagionale nel contesto comunque primaverile, quindi le condizioni non cambieranno più di tanto e non sono previste nuove svolte in vista della prossima settimana addirittura, quindi dovremo goderci questa mitezza anomala nel corso anche del fine settimana. Vedremo se ci saranno nuovi sviluppi. Io questa settimana vi farò degli aggiornamenti in merito tramite anche delle carte modellistiche, tramite insomma i dettagli che vi darò, insomma vediamo se proprio in questi giorni riesco tra i 1000 impegni, perché comunque sono davvero molto impegnato. Grazie comunque a chi continua a sostenermi e a prendere visione quindi dei miei video sul mio canale. Continuate quindi a seguirmi.